stato trovato nella cosiddetta piramide o ziggurat, ma è un termine forse improprio, di Monte Dakoti, ed è datato intorno tra il 3005 e il 3000 a.C. L'archeologo che l'ha trovato, quando l'ha recuperato, ha tolto via la terra e ha fatto la stessa cosa che ho fatto io, cioè l'ha suonato. Quell'oggetto ha suonato dopo 3.000-4.000 anni. E l'archeologo e voi adesso avete sentito lo stesso suono che questo oggetto produceva nel passato. Chiaramente non è un oggetto che veniva utilizzato così dai pastori in campagna, ma probabilmente era un oggetto altamente irrituale. Tant'è che se è stato seppellito in cima a una piramide a gradoni che aveva un disegno in cima di una capanna definita capanna dello stregone, tutta pitturata di rosso, eccetera, eccetera, capite che aveva una certa importanza. Qual è l'elemento che collega una conchiglia, che è detta buccina, pre-nuragica, perché stiamo parlando del 3000 a.C., con il periodo nuragico, quindi stiamo tra il 1800 e più si scende più si entra nell'età del ferro, però indicativamente diciamo VIII-IX secolo. Questa è stata trovata nel nuraghe a Rubio di Orroli e probabilmente aveva la stessa funzione cerimoniale. Quindi probabilmente il mollusco, che era grande come una pagnotta, se lo sono mangiato. Insomma, capite che non è indifferente. Tra l'altro queste si trovavano sino a poco tempo fa anche nel nostro mare, infatti molti le utilizzavano come strumento per le feste paesane ed è presente anche in alcuni libri sulla musica tradizionale. Quindi, dicevo, probabilmente aveva una funzione cultuale. Come funzione cultuale aveva la maggior parte degli oggetti che sono stati ritrovati, perché quando un oggetto ha una funzione, diciamo, sacra, votiva, rappresentativa, è più probabile che si conservi. O si conserva rotto, o si conserva rotto e nascosto in un punto dove poi lo si voleva riprendere per rifonderlo. E una cosa di cui io mi occupo sono ad esempio le fusioni del bronzo, tra cui diciamo, ho riprodotto alcune parti che sono ad esempio i mantici, l'elemento fondamentale per produrre il metallo liquido. Il mantice non è altro che una sacca che raccoglie aria e poi la espelle con forza. Infatti potete vedere, non era quello, potete vedere che fa effettivamente un getto d'aria non indifferente. E loro come riuscivano a fondere il bronzo, che richiede, personalmente ho constatato che richiede 1200 gradi tenuti per un quarto d'ora, una mezz'oretta, dipende dalla quantità. Cioè loro come facevano a fondere, a raggiungere temperature simili con lo stesso carbone che voi usate per fare la carne alla brace. Cioè stiamo passando da 300 gradi, esagerando, a 1200 gradi. Ma con i mantici, con il getto d'aria forzato sul carbone che produceva una tale temperatura. Ci sono vari metodi per produrre il metallo e solitamente si produce dagli ossidi. Ad esempio questa è la malachite. La malachite è ossido di rame ed è quello che produce più rame tra i minerali presenti in natura. Lo trovate così molto carino, venduto quasi come gioiello, oppure più grezzo, che ha questa forma, che sembra una spumetta. È un ossido. Ci sono ossidi e ci sono altri tipi di minerali da cui si ottiene il rame. Questo è quello che ne dà di più. Poi c'è l'azzurrite, tanti altri tipi. Quando si produce il rame, cioè proprio il metallo, lo si unisce allo zinco o allo stagno. Dipende da che cosa si vuole ottenere. Se io metto lo zinco ottengo ottone, se io metto lo stagno ottengo bronzo. L'ottone è molto buono per fare oggetti musicali che suonano bene, come anche il bronzo. Però il bronzo ha una particolarità in più, ha delle capacità meccaniche superiori all'ottone. E queste capacità meccaniche loro le sfruttavano poi nelle armi. Okay? Non so se Antonello vi ha già parlato delle armi.
magari vi posso introdurre qualcosa io, perché ho fatto una piccola ricerca derivante dalla mia tesi di laurea, dove praticamente esponevo e cercavo di spiegare come fossero stati uccisi 3 uomini dell'età, tra l'età del bronzo e l'età del ferro, nuragici quindi, sulla base dei segni ritrovati sul loro cranio. Queste persone erano state colpite violentemente e erano state curate ed erano sopravvissute. Alcuni di questi segni sembravano indicare un colpo di spada in testa e un colpo d'ascia, verosimilmente dato con un'arma di questo tipo. Quindi potete immaginare che non doveva essere una cosa simpatica. Il materiale utilizzato, cioè il bronzo, tramite delle prove su degli oggetti da colpire particolari, si usano dei tatami, che sono quelli che usano i samurai o comunque chi pratica questo tipo di studio per vedere che taglio produce. Sono state fatte delle prove simili e si è visto che il bronzo effettivamente non è così adatto per eseguire certi tipi di taglio. Cioè, quando trova un osso il bronzo si deforma, quando trova una superficie troppo dura la spada si può piegare quasi a L. E voi capite allora perché i bronzetti avevano 3-4 spade infilate nello scudo oltre a quella che avevano in mano, perché molto probabilmente a un certo punto si sarebbe piegata o colpendo l'avversario o colpendo il suo scudo o per altri fattori, e quindi si estraeva subito l'altra arma. Tra l'altro nelle armi si vede una specializzazione non indifferente per delle cose così, diciamo, antiche, arretrate e brutto da dire. Ad esempio queste 2 spade, come vedete, hanno delle forme totalmente differenti. Poiché la forma è testimone della funzione, voi capite che quest'arma non può avere la stessa funzione di questa. Anche perché strutturalmente vedete 2 differenze fondamentali a livello del cosiddetto ricasso, che è questa parte dove sto mettendo i pollici. Questa è un'arma pesante, bilanciata, che ha tutto il suo peso in punta e quindi probabilmente è per dare colpi circolari. Anche perché nelle prove, nei test di taglio che si sono fatti, questa non si è né piegata né ha subito rilevanti danni in questa parte che è quella che impatta. Quest'altra invece, utilizzata alla stessa maniera di questa, quindi dando lo stesso colpo, si è deformata alla fine. In questa non è molto evidente, ma in questo tipo di spade alcune vanno proprio restringendosi notevolmente per poi continuare parallele e finire dopo un certo tot. Quindi se la spada si è piegata dando lo stesso colpo e se la spada ha questo, molto probabilmente non serviva per essere utilizzata in quella maniera. Infatti si è visto che le spade che hanno questo stesso dettaglio del 1400, quindi stiamo parlando di medioevo, non più dell'età del bronzo, venivano utilizzate quasi tutte di punta, o comunque nei colpi di taglio che poi finiva con una punta. Allora, in questa maniera l'oggetto trova una sua funzione molto più pratica, più certa, e quindi da qua capiamo anche il tipo di trauma che poteva essere dato alla persona e lo possiamo riscontrare sui resti ossei di queste persone, che sono stati infatti studiati e hanno mostrato la stessa somiglianza di segno tra quello provato dando il colpo in quel modo e quello che è stato trovato effettivamente sull'osso della persona. Questo tra l'altro ci testimonia delle conoscenze mediche non indifferenti, perché per farvi capire un colpo è stato dato qui e ha quasi tolto una foglia d'osso dalla zona occipitale della persona, non l'ha staccata, la persona ha continuato a vivere probabilmente per altri 20 anni con questa ferita ancora aperta, perché non si era chiusa totalmente. La seconda persona ha ricevuto un colpo di spada, perché il segno sembra quello di un colpo di spada, che andava da qui a qui.
E c'è testimonianza da alcune cronache del 1800 di alcuni soldati inglesi, quindi quando ancora le spade si usavano per colpire le persone, e abbiamo delle testimonianze scritte, che un soldato inglese era stato colpito da una spada indiana che gli aveva quasi separato in due il cranio, quindi da qui a qui, e che è rimasto vivo per un mese prima Quindi possiamo capire l'elevato grado di conoscenza medica che avevano i nuragici per riuscire a curare delle persone con simili traumi. Questo poi ci dà anche un'indicazione sullo stato effettivamente non proprio pacifico di queste popolazioni, che se necessario sicuramente dovevano arrivare a difendere il loro territorio, i loro beni, le risorse idriche e via dicendo. Se avete delle domande relative a tutto quello che vedete qui e a quello che indossano i revocatori dell'associazione, chiedete pure. Io ho concluso. Grazie.